Festival delle Regioni qui a Venezia per disegnare il futuro di questa istituzione. Abbiamo anche ricordato che sono 30 anni che le regioni vengono governate con l'elezione diretta dei presidenti. Sono 25. No, è dal 95 che si eleggono i presidenti delle regioni Ah, direttamente ah. e quindi sono 30 anni che diciamo, esiste questo sistema elettorale. Lo ha ricordato il presidente Federica, lo ha sottolineato anche il presidente Mattarella, sottolineando con acume che pur avendo tutte le regioni autonomia statutaria nella decisione, diciamo, della scelta della propria legge elettorale, tutte hanno mantenuto e scelto di mantenere nel tempo l'elezione diretta, che ha prodotto un salto di qualità nel rapporto con gli elettori, nella anche identificazione di precise responsabilità politiche nell'azione di governo. E io penso che questa sia una riflessione utile anche per il dibattito nazionale. Sapete che c'è in atto la riforma costituzionale sul premierato, alla quale il Presidente Meloni tiene molto e la considera, e io credo correttamente, condivido il suo parere, un passo in avanti formidabile per creare governi più stabili, maggiore responsabilità nell'azione di governo e quindi responsabilizzazione anche un po' di tutta la classe politica chiamata a dare risposte al Paese. Bene, giusto. Quindi è dal 95 Sì, perché sì, sono sì, la 30 prima anni. elezione diretta Esatto. sarà nel 95. Volevo farle anch'io una domanda, qual è il valore di questa quarta edizione del festival, cosa si aspetta dai tavoli, anche domani con la presenza della Presidente Meloni, qual è il valore, cosa si aspetta? Ma per noi è sempre un'occasione preziosa di mettere insieme le reciproche esperienze. Le 20 regioni italiane hanno tutte una loro storia, una loro peculiarità, ma hanno anche grande comunanza di problemi e di metodi. Poter permettere a tutte le regioni di avere dei giorni in cui ci si confronta anche tra pari grado, tra colleghi presidenti e con i rispettivi assessori e dirigenti sui metodi di governo, sugli strumenti utilizzati per dare risposte sulla sanità, sul trasporto pubblico, sul sociale, sull'utilizzo dei fondi europei, insomma, le materie che sono di competenza, le tante materie che sono di competenza delle regioni. È comunque un'occasione importante di crescita, aver inventato negli ultimi 4 anni e prodotto questo festival per noi è anche appunto un'occasione di lavoro, di interscambio di esperienze che non può che fare bene al governo complessivo dei cittadini e a far salire di qualità l'offerta di servizi che le regioni devono fornire.